Bene, oggi siamo a Corniglia e vi voglio raccontare la storia di questo locale che è posizionato in una zona veramente esclusiva, perché siamo proprio nella piazzetta centrale di Corniglia. Dovete sapere che Corniglia è la più in alto delle Cinque Terre, ok? E si raggiunge sia tramite col treno, quindi salendo poi dalla scalinata all'Ardarina che vi porta su nel centro del paese, oppure si può arrivare direttamente con la macchina. Questa è un'attività che ha una potenzialità enorme proprio dovuta alla geolocalizzazione e la posizione. Ora il nostro focus è quello di farvi conoscere meglio Corniglia, quindi seguitemi, andiamo all'interno del borgo e vi farò vedere alcune chicche che magari non conoscete e che è giusto che vi faccia conoscere. Venite con me. Bene, ora siamo qua nel centro di Corniglia e vi voglio raccontare, mentre andiamo verso la terrazza panoramica, un po' la storia di Corniglia. Considerate che, come vi ho detto prima, Corniglia è quella che rimane più in alto, quindi è la più diciamo elevata rispetto al livello del mare di tutte le Cinque Terre, che da una parte può anche essere un vantaggio. Perché? Perché rimane un pochino più esclusiva, quindi chi viene a visitare Corniglia o arriva con la macchina o arriva col treno e si fa tutta la scalinata che viene su. Considerate che qui nella vietta ogni angolino ci sono delle attività, bar, ristoranti, e considerate che qua intorno ci sono tutta una serie di case vacanze e affittacamere. Perché molti scelgono Corniglia rispetto a altre zone? Perché magari hanno piacere di andare per i sentieri, da qui considerate che parte il sentiero azzurro che va verso Vernazza, e soprattutto perché ora vedrete che ci sono degli scorci, ci sono degli angoletti che sono veramente unici e veramente particolari. Soprattutto vedete bene che qua il borgo è un borgo che ricorda proprio la tipica zona ligure delle Cinque Terre, e poi lateralmente, lo vedete poi nelle riprese che abbiamo fatto col drone, vedrete tutti i vigneti che si sviluppano poi andando giù fino alla spiaggia di Guvano, che è una delle spiagge più belle che c'era qua. Non è facilissima da raggiungere, quindi è per appassionati di trekking, ed era famosa perché era la spiaggia dove si raccontava comunque era frequentata dai nudisti, quindi chi voleva una zona riservata dove andare a prendere il sole in maniera molto free, ok, diciamo così, andava proprio lì. Poi considerate che dalla parte invece della stazione, anche lì sotto dove c'è la ferrovia, ci sono ancora alcune spiaggette che oggi purtroppo il mare si è un po' portato via gran parte della spiaggia, però ci si può comunque sdraiare con l'asciugamano e magari sugli scogli riuscire a fare il bagno. Quello che ora vedrete che caratterizza Corniglia è proprio questa serie di localini, uno attaccato all'altro, ognuno offre una caratteristica diversa, ma la cosa più bella è proprio che qua si respira la tipica accoglienza anche della Liguria, dove ci sono comunque le signore che magari sono qua che sistemano le loro cose, dove magari si trovano i turisti che passano mentre fai le riprese con la telecamera, dove c'è l'alimentari, dove ci sono il bar, dove ci sono le attività, e questo è un po' secondo me anche la sua esclusività. Perché tanti clienti, soprattutto stranieri, amano venire in questa zona perché respirano veramente l'aria della Liguria e l'aria delle Cinque Terre. Ora venite con me che vi porto a vedere un angolino dove c'è una terrazza molto particolare. Seguitemi. Venite, prima di arrivare alla terrazza voglio far vedere quante case vacanze e affittacamere ci sono qua, per farvi capire come è importante, diciamo, dal punto di vista dell'investimento una località come Corniglia. Quindi considerate che qui ogni angoletto, a parte le vecchie cantine che sono rimaste alcune ancora come erano in origine, vedete che la ricettività, diciamo, si è spostata nell'ottica turistica. Poi considerate che qui alcune case sono state ristrutturate mantenendo il sasso, altre sono state intonacate, quindi hanno cercato di mantenere un po' la tipicità delle Cinque Terre. Qui abbiamo un locale carinissimo che ha una bellissima terrazza e che dal punto di vista turistico offre veramente un'ottima accoglienza. Venite con me.
Ecco, ora preparatevi perché da questo diciamo caruggio adesso si apre veramente una finestra sul paradiso. Venite con me. Come potete vedere è l'angolo dove si vede il tramonto che scende giù proprio verso il mare e tutti hanno voglia di venire qua a bersi un aperitivo, uno spritz e godersi questo tramonto. Se non credevate a quello che vi dicevo io, dovete considerare che Corniglia ha una particolarità, che essendo la più alta delle Cinque Terre vi offre un tramonto che le altre non riescono a farvi vedere. E per testimoniarvi quello che vi raccontavo, vi vogliamo far vedere a quest'ora dove potete venire su questa terrazza a bervi l'aperitivo e godervi questo tramonto. Quindi da Corniglia vi saluto e vi auguro una buona giornata.